regna nei nostri cuori, tu hai il regno ed il potere per sempre. Amen. La tua chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare, un sol popolo a proclamare, cantando più forte, più forte. La tua chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare, un sol popolo a proclamare, cantando più forte, più forte. Re, tu sei re, re, tu sei re. Amen. Gesù, in tua presenza siamo riuniti qui, il tuo viso contempliamo, arrendiamoci a te, poi condì la tua morte, ci portò la vita, donò completo accesso al cuore del Padre, il velo che separava mai più separerà, la luce una volta spenta, ora brilla e sempre forte brillerà, per adorarti e rendere grande il tuo nome, dare la lode che a te è dovuta. Siamo riuniti qui. Gesù, in tua presenza siamo riuniti qui, il tuo viso contempliamo e arrendiamoci a te, poi condì la tua morte, ci portò la vita, donò completo accesso al cuore del Padre, il velo che separava mai più separerà, la luce una volta spenta, ora brilla e sempre forte brillerà, per adorarti e rendere grande il tuo nome, dare la lode che a te è dovuta. Siamo riuniti qui. Siamo riuniti qui. Grazie Signore, grazie per tutto quello che hai dato a noi Signore, grazie per la settimana che ci hai fatto passare Signore, e voglio pregarti Signore per la persona che dopo predicherà Signore, che riesca a prendere la tua parola Signore e che riesca a trasmetterla a tutti noi Signore. Benedici lo studio di dopo Signore, e benedici la settimana che verrà Signore, nel nome santo Gesù, amen. Tu sei benvenuto qui, la casa è tua,
svuoto di me. Soffia il tuo vento qui, prendi il tuo trono, regna in noi, noi vogliamo te, noi vogliamo te. Questa casa è la tua casa, la consegniamo totalmente a te, Gesù. Questa casa è la tua casa, la consegniamo totalmente a te, Gesù. Questa casa è la tua casa, la consegniamo totalmente a te, Gesù. Questa casa è la tua casa, la consegniamo totalmente a te, Gesù. Sii innalzato, che il tuo nome cresca, riempici di te, riempici di te. Sii innalzato, che il tuo nome cresca, vieni infocami, vieni infocami. Sii innalzato, che il tuo nome cresca, riempici di te, riempici di te. Sii innalzato, che il tuo nome cresca, vieni infocami, vieni infocami. Questa casa è la tua casa, la consegniamo totalmente a te, Gesù. Questa casa è la tua casa, la consegniamo totalmente a te, Gesù. Questa casa è la tua casa, la consegniamo totalmente a te, Gesù. Questa casa è la tua casa, la consegniamo totalmente a te, Gesù. Questa casa è la tua casa, la consegniamo totalmente a te, Gesù, Yeshua.
Grazie Signore, grazie per la lode che ci hai fatto cantare, Signore. Grazie per averci dato le parole per lodarti, Signore. Benedici la predica che verrà, Signore, nel tuo nome santo Gesù. Amen. Potete sedervi. Ciao, come stai? Non tá? Ok. Buonasera cari, tutto bene con voi? Sì, com'è andato il campeggio? Bene? Ok cari, questa sera qua con noi c'è un gruppo di pastori del Brasile e loro stanno girando le chiese, domani saranno a Belluno, Conegliano, Treviso e Padova e anche nella settimana andranno nelle nostre comunità, stanno conoscendo la nostra opera missionaria e assieme c'è il pastore João Marcos. Il pastor João Marcos, come si dice, è o capo, ok? C'era il pastore Alexandre aqui che era o capo, ma adesso è il capo, ok? Capo di tutti i capi. E lui è oggi con noi qua, è il responsabile della giunta missionaria brasiliana, no? E tutta questa opera qua in Italia, la responsabilità è sua. E oggi lui starà condividendo la parola qua. C'è una cosa sua che è un po' estranea, ok, do pastor João Marcos, perché lui è il responsabile di missioni mondiali, ma lui non ha mondiali. Tu puoi immaginare uma pessoa que não há mundial e pode ser responsável das missões mundiais? Tá? Palmeirense não tem mundial, né? Então, pastor João Marcos, vieni qua. Ok, chi può tradurre? Lisiane, va bene. Ok, questa ragazza che farà la traduzione. È jovem ainda por mais 3 semanas, casa. Enquanto o pastor Caio falava, eu pensava como a ignorância e a incredulidade são problemas. Mentre il pastore Caio parlava, io pensavo come l'ignoranza e l'incredulità sono cose tremende. Porque o Palmeiras tem mundial, mas ele não conhece, não acredita. Perché il Palmeiras ha il mondiale, ma Ele não conhece esse non mundial e não conosce acredita. e non si fida di lui. Mas é muito bom estar aqui de novo. Quando eu vim aqui, alguns de vocês nem eram nascidos. Ma è molto buono essere qua di nuovo. Alcuni di voi quando sono venuto l'ultima volta non erano ancora nati. Mas é bom saber que a igreja está se renovando. Ma è buono sapere che la Chiesa si sta rinnovando ad ogni momento. Eu nasci num lar evangélico, eu sou neto de pastores e filho de pastor. Io sono nato in un ambiente evangelico e sono figlio di pastori. E tomei minha decisão ao lado de Jesus Cristo ainda criança. E ho scelto a Gesù ancora quando ero piccolo. E alguém uma vez perguntou num grupo de seminaristas, né, de pessoas que estavam estudando para ser pastor, se alguém ali tinha um testemunho muito forte sobre a graça de Deus. E una volta in un gruppo di seminaristi qualcuno ha chiesto se c'era qualcosa, Uma experiência muito grande se qualcuno aveva avuto sobre a graça de Deus. un'esperienza molto forte sulla grazia di Dio. E a pessoa tinha em mente alguém que tivesse sido um bandido, alguém que tivesse sido um traficante, alguém que tivesse problemas graves. E le persone avevano in mente qualcuno che avesse rubato, che avesse partecipato del traffico di droga, qualcosa del genere. Mas um amigo meu disse, o João Marcos é o exemplo da graça de Deus. Ma un mio amico ha detto: João Marcos è un esempio della grazia di Dio. Porque ele nasceu numa família evangélica. Perché lui è nato in una famiglia evangelica. Ele não precisou conhecer o pior do pecado para conhecer a Jesus. E non ha dovuto conoscere il peggiore del peccato per conoscere Gesù. Ele disse, ele não merece isso. Lui ha detto: lui non merita questo. É graça de Deus. È la grazia di Dio.
Então eu quero dizer a você que você é um exemplo grande da graça de Deus. Conhecer a Jesus Cristo novo é uma das melhores coisas que pode acontecer na vida de alguém. E quindi vi voglio dire questa sera che voi siete la grazia di Dio. Conoscere Gesù è la cosa più bella che potete avere. Porque o seu futuro é formatado depois dessa decisão. Perché il tuo futuro Definido. è definito da questa decisione. E eu vim aqui para falar a você sobre o seu futuro. E io sono venuto qua oggi per parlare a voi del vostro futuro. Que o seu futuro é a esperança do mundo. Che il tuo futuro è la speranza del mondo. Que você faz parte da esperança do mundo. E che tu fai parte della speranza del mondo. Eu já vou entregar ao final. A esperança do mundo é que você anuncie Jesus. Sto già per consegnare il finale della predica, ma la speranza del mondo sei tu. Eu queria falar a vocês sobre um texto bastante conhecido. E vorrei leggere con voi un testo abbastanza conosciuto. É o texto de capítulo 6 de Mateus, que narra a primeira multiplicação de pães. È il capitolo 6 di Matteo, dove narra la moltiplicazione dei pani. Eu não sei se alguém pode ler para mim em italiano. Ok, é só que eu não tenho aqui em italiano. Capitolo 6, versetto A partir do versículo 30. 30. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? Non siate dunque in ansia, dicendo che mangeremo, che berremo, di che vestiremo. Perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose, ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Não, ele está em Mateus, é Marcos. Marcos. Scusa Gabi. Não é Mateus, Marcos. Marcos 6, 30. Do 30 até o versículo 44. Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferivano tutto quello che avevano fatto e insegnato. Ed egli disse loro: venitevene ora in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un poco. Difatti era tanta la gente che andava e veniva, che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Partirono dunque con la barca per andare in un luogo solitario in disparte. Molti li videro partire e li riconobbero, e da tutte le città accorsero a piedi e giunsero la prima di loro. Come Gesù fu sbarcato, vide una gran folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendo già tardi, i discepoli gli si accostarono e gli dissero: questo luogo è deserto ed è già tardi. Lasciali andare affinché vadano per le campagne e per i villaggi dei dintorni e si comprino qualcosa da mangiare. Ma egli rispose: date loro voi da mangiare. Ed essi a lui: andremo noi a comprare del pane per 200 denari e daremo loro da mangiare? Egli domandò loro: quanti pani avete? Andate a vedere. Essi si accertarono e risposero: 5 e 2 pesci. Allora egli comandò loro di farli accomodare a gruppi sull'erba verde. E si sedettero per gruppi di 150, di 100 e di 50. Poi Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci e, alzati gli occhi verso il cielo, benedisse e spezzò i pani e li dava ai discepoli, affinché li distribuissero alla gente, e divise pure i 2 pesci fra tutti. Tutti mangiarono e furono sazi. E si portarono via 12 ceste piene di pezzi di pane ed anche i resti dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini. Eu acho que todo mundo conhece essa história. Credo che tutti conoscono questa storia. E provavelmente você já ouviu muitos sermões sobre essa história. E probabilmente hai già sentito tante prediche su questa storia. Então eu não vou ficar contando muito, falando muito sobre a história. Quindi non dirò tanto sulla storia. Eu quero destacar alguns comportamentos de Jesus neste momento. Ma voglio distaccare alcuni comportamenti di Gesù in alcuni momenti di questa storia. Mas antes de tudo eu preciso falar sobre o que tinha acontecido antes. Ma prima di tutto io devo dirvi ciò che è successo prima. Jesus já estava sofrendo perseguição. Gesù stava già essendo perseguitato. O seu primo João Batista tinha acabado de ser morto. Il suo cugino Giovanni Battista era appena morto. Ele era o próximo na lista. E lui era il prossimo della lista.
E ele estava muito cansado. Lui era molto stanco. Muito cansado. Você já esteve muito cansado? Lui era molto stanco. Voi siete già sentiti stanchi? Quando você pensa assim, não aguento mais, eu preciso dar uma parada. Quando dici non ce la faccio più, devo fermarmi. A gente às vezes esquece que Jesus era como nós e tinha cansaço, tinha dor, tinha muitos problemas também para lidar. A volte noi ci dimentichiamo che Gesù è come noi, aveva dei dolori e molte cose a cui affrontare. E Jesus quis se afastar com os discípulos para ter um momento de descanso. E Gesù voleva stare lontano dai discepoli per avere un momento di riposo. E ele pegou um barco para fazer isso. E lui ha preso una barca per fare questo. E ele então atravessou o lago ou o mar da Galileia. E quindi lui ha attraversato il mare della Galilea. Mas havia uma multidão desesperada Ma c'era una moltitudine disperata que colocava a sua esperança nele, che metteva la sua speranza in lui, que precisava dele. che aveva bisogno di lui. E textos correlatos dizem que as pessoas corriam em volta do lago. E nel testo dice che le persone correvano intorno al lago. Você pode imaginar pessoas correndo não de tênis, mas correndo com sandálias de couro ruins para correr, levantando os vestidos para acompanhar um barco. E potete immaginare le persone che non correvano con le scarpe da ginnastica ma con le ciabatte intorno al lago. E eles não correram 100, 200 metros, 2 quilômetros, eles correram uns 10, 15 quilômetros. E non hanno corso 100, 200 metri, ma hanno corso tanti chilometri. E eles tinham uma necessidade. Ma loro avevano una necessità. O texto diz que Jesus olhou para eles e teve compaixão ou teve misericórdia. E il testo dice che Gesù li ha guardati e ha avuto compassione, ha avuto misericordia di loro. É muito interessante porque Jesus tinha todos os motivos para dizer: eu não vou atender ninguém porque eu estou cansado. Ed è interessante perché Gesù aveva tutti i motivi per dire no, non lo farò perché sono stanco. Mas ele dirigiu o seu olhar às pessoas e às necessidades daquelas pessoas. Ma lui ha guardato le necessità di quelle persone, quindi ha visto quelle persone. E o que acontece é que quando você consegue olhar para os outros e ver a necessidade dos outros, o seu coração se move. E quando tu riesci a vedere la necessità della persona, il tuo cuore si muove in direzione a quello. Isto é misericórdia. E questo vuol dire misericordia. Eu não sei se faz o mesmo sentido, mas acredito que sim, mas a palavra misericórdia é a junção de miséria mais cardia, que é coração. Non so se ha molto senso, ma la parola misericordia vuol dire miseria e Cardia, que é coração. cardia, che vuol dire cuore. Então é quando você vê uma miséria, a vida miserável de alguém, aquilo dói no seu coração. E você faz tudo para acabar com a miséria. E quando vedi la miseria nella vita di una persona, vuoi fare di tutto per cambiare quella miseria del suo cuore. E Jesus, o texto diz que ele olhou e viu que eram como ovelhas sem pastor. E Gesù, il testo dice che Gesù ha guardato loro e loro no, erano pecore senza pastore. E o que acontece com uma ovelha sem pastor? E cosa succede con una pecora senza pastore? Ela vai ser capturada, ela vai ser morta. Le sarà rapita, sarà morta. Ela não tem esperança. Lei non ha speranza. Quando Jesus vê aquela miséria, seu coração dói. E E ele resolve agir. E quando Gesù vede quella situazione, quella miseria, il suo cuore si muove e lui inizia ad agire. Quantas pessoas existem no mundo hoje? Quante persone esistono nel mondo oggi? Quantas pessoas tem? Não. 8 bilhões de pessoas, mais de 8 bilhões de pessoas. Più di 8 milioni di persone. Você tem ideia de quantas pessoas não conhecem Jesus? Nunca ouviram falar sobre Jesus? Avete idea di quante persone non conoscono ancora Gesù e non hanno neanche ascoltato e sentito parlare di lui? 4 bilhões e meio. 4 bilioni e mezzo di persone. Mais da metade da população do mundo nunca ouviu falar de Jesus. Più della metà della popolazione del mondo non ha mai sentito parlare di Gesù. São pessoas que não têm esperança. Sono persone che non hanno speranza. Pessoas que estão se matando, literalmente. Persone che stanno morendo letteralmente. Pessoas que estão correndo atrás de algo pedindo que lhes dê atenção. Persone che stanno correndo verso qualcosa e chiedendo che gli dia attenzione. Nós precisamos olhar para essas pessoas. Noi dobbiamo guardare queste persone. Eu sei que nós temos muitos problemas, muitas coisas para fazer, mas nós
Sempre teremos problemas, e problemas não são desculpas para fazer o que é necessário, Eu para so che- deixar de fazer o que é necessário. Io so che noi abbiamo tanti impegni, ma questi impegni non possono lasciare che noi facciamo ciò che è necessario. Jesus então nos ensina esse olhar de misericórdia. E quindi Gesù ci insegna questo sguardo di misericordia. Mas aí, Jesus poderia ter resolvido aquele problema fácil. Gesù poteva risolvere quel problema molto facilmente. Ele poderia ter feito um milagre dizendo, cai pão do céu, porque ele já tinha feito cair maná. Lui poteva dire al cielo che cada il pane dal cielo, come c'era con il manà, ma non l'ha fatto. Mas ele não fez. O que ele fez? Cos'è che Ele ha fatto? ensinou os discípulos a lidar com essa situação. Lui ha insegnato i discepoli a gestire questa situazione. E a segunda coisa que Jesus nos ensina é sobre a cooperação. E la seconda cosa che Gesù ci insegna è sulla cooperazione. Ele começa fazendo os discípulos pensarem que aquele é um problema que precisa ser enfrentado. Lui inizia facendo sì che i discepoli pensino che quel problema è un problema necessario. Os discípulos dizem, é impossível resolver. I discepoli dicevano è impossibile risolvere questo problema. Mas ele ensina a cooperação, ele diz, vocês precisam resolver, procurem a solução. Quantos pães e peixes vocês têm? Ma Gesù dice a loro, voi potete risolvere questo problema. Quanti pani e quanti pesci avete? Durante muitos momentos na vida nós vamos ter grandes dificuldades. Molti momenti della nostra vita avremo tantissime difficoltà. Vai haver momentos em que parece que o recurso vai acabar. Ci saranno dei momenti in cui le risorse mancheranno. Durante a pandemia, a entrada da junta caiu 82%. Durante la pandemia le entrate della nostra giunta sono cadute 48%. 82, scusate. Nós ficamos literalmente sem dinheiro. Siamo rimasti senza risorse proprio. A conta que a gente tinha que pagar o dia seguinte, o dinheiro tinha que entrar no dia seguinte ou a gente não ia ter um dia mais para funcionar. Il bolletto che dovevamo pagare nel prossimo giorno, i soldi dovevano cadere in quel giorno. E nós vivemos esse milagre. E noi abbiamo vissuto questo miracolo. Foram meses de todo dia ver o dinheiro entrando e saindo, mas sempre tudo sendo pago. Sono stati molti giorni in cui i soldi entravano e uscivano, ma tutto è stato pagato. Mas isso só foi possível porque pessoas de todo o Brasil e de vários lugares do mundo contribuíram naquele momento. Ma questo è stato possibile solo perché persone di tutto il mondo e del Brasile hanno contribuito a questo. É o resultado da cooperação. E questo è il risultato della cooperazione. Lembre-se, quando você enfrentar uma dificuldade, você tem seres que colaboram com você. Ricordati che quando passi per un momento di difficoltà hai persone che collaborano con te. E a primeira pessoa é Deus. E la prima persona è Dio. Sim, Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, todos eles colaboram com você. Dio, Gesù, lo Spirito Santo, tutti loro collaborano con te. Você pode contar com a Trindade, com Deus Trino, com a Trindade. Puoi contare sulla Trinità. Você não está sozinho. Non sei da solo. Ele coopera com você. Dio coopera con te. A Bíblia nos diz que Deus é nosso ajudador. La Bibbia dice che Dio è il nostro aiutatore. Ele coopera. Lui coopera. Quando entendemos isso, então nós percebemos que não estando sozinho, nós podemos também ter esperança que outras pessoas colaborem conosco. E quando noi capiamo questo, comprendiamo che non siamo da soli e che ci sono altre persone che collaborano con noi. Nós podemos colaborar com outras pessoas e outras pessoas podem colaborar conosco. Noi collaboriamo con altre persone e altre persone collaborano con noi. Eu quero dizer a você que você não está sozinho e que esta igreja não está sozinha. E io voglio dirti che tu non sei da solo e questa chiesa non è da sola. Quero dizer a você que esta juventude não está sozinha. Io voglio dirvi che voi giovani non siete da soli. Porque há milhões de jovens cristãos como vocês. Perché ci sono milioni di giovani cristiani come voi. Pode parecer que tem poucos cristãos jovens aqui em Treviso. Pode parecer que tem poucos jovens cristãos aqui em Treviso. Può essere che ci sono pochi giovani cristiani qui a Treviso. Mas quando você junta todos os cristãos jovens, são milhões. Ma quando riunite tutti i giovani cristiani sono milioni. E eu quero convidar você a se unir a eles. E io voglio invitarvi ad unirvi a loro.
e como se unir a eles. e come unirsi a loro. Procurar conhecer o que Deus está fazendo no mundo através dos jovens. Cercare a conoscere ciò che Dio sta facendo nel mondo attraverso i giovani. Nós temos um programa chamado Radical. Noi abbiamo un programma chiamato Radical. Nós mandamos jovens para lugares bem difíceis para evangelizarem. E noi inviamo giovani in luoghi difficili per evangelizzare. E a resposta tem sido fantástica. E la risposta è stata fantastica. Nós temos pessoas hoje trabalhando no interior da Amazônia, lá no Brasil. Noi abbiamo persone lavorando nell'interiore dell'Amazzonia e in Brasile. Nós temos pessoas trabalhando no Saara, na África. Noi abbiamo persone lavorando nel Sahara, nell'Africa. Temos pessoas trabalhando no Vietnã. Abbiamo persone lavorando nel Vietnam. Onde você imaginar, praticamente, nós temos jovens brasileiros, jovens africanos, jovens de diversos lugares do mundo realizando uma grande obra. E dove immagini noi abbiamo giovani africani, brasiliani realizzando l'opera di Dio in tutto il mondo. Porque eles compreenderam que não estão sozinhos e se dispuseram a colaborar. Perché loro hanno capito che non sono da soli e si sono disposti a collaborare. E eles estavam respondendo àquele primeiro ensinamento, o olhar de misericórdia. E loro stavano rispondendo al primo insegnamento che Gesù ha dato sullo sguardo della misericordia. Mas Jesus ainda nos ensina uma terceira lição. Ma Gesù ci dà anche un'altra terza lezione, Que a falta de recursos se transforma numa oportunidade de testemunhar o poder de Deus. che la mancanza di risorse si trasforma nell'opportunità di testimoniare la gloria di Dio. Quando você tem muitos recursos, é fácil você fazer e achar que foi você que fez. Quando hai troppe risorse è facile dire che tu l'hai fatto e Foi você que fez. che tu l'hai fatto. Mas quando você não tem recursos, Ma quando tu non hai risorse, você tem que reconhecer que o que foi feito foi porque Deus fez. devi riconoscere che ciò che è stato fatto è stato perché Dio l'ha fatto. Ninguém pode negar que foi Deus que fez isso que nós acabamos de ler. Nessuno può negare che ciò che è stato fatto lì, che abbiamo letto, è stato Dio. Não tinha pão para todo mundo, Non c'era pane per tutti, mas no final tinha 12 cestos, todo mundo tinha comido até se fartar. A ideia aqui é que o cara foi no rodízio e abusou. Allora, ma l'idea qua è che tutti hanno mangiato e sono rimasti altri 12 cesti di pane e di pesce. Ninguém conseguia andar direito depois daquilo, de tanto que tinha comido. Nessuno riusciva a camminare di tanto che aveva mangiato. Mas sobrou o pão, 12 cestos. Ma sono rimasti 12 ceste di pane. Antes não havia nada. Prima non c'era niente. Agora tem 12 grandes cestos com sobras. Ora ci sono rimasti 12 cesti di pane. A falta de recursos não deve ser uma desculpa, mas deve ser a chance de olhar para aquela oportunidade e experimentar o poder de Deus. La mancanza di risorse non deve essere una scusa, ma deve essere un guardare che quello può essere fatto. E nós temos vivido isso. E noi stiamo vivendo questo. Durante a pandemia, nesse momento que a gente não tinha dinheiro para nada, Durante la pandemia, nel momento in cui non avevamo niente, eu recebi um e-mail. io ho ricevuto una mail. E no e-mail tinha anexado fotos. E in questa mail c'erano delle foto in allegato. Era de um pequeno arquipélago que tem na costa do Atlântico, na costa africana do Atlântico, chamado São Tomé e Príncipe. È un piccolo archipelago nella costa do Atlântico, nella da costa África. dell'Atlantico dell'Africa. Nós temos missionários nesse arquipélago. Noi abbiamo dei missionari in questo archipelago. Eu tinha estado alguns anos antes naquele arquipélago. E io ero stato alcuni anni prima in questo archipelago. E aquelas pessoas, as pessoas que moram naquele arquipélago, a grande maioria só tem o que comer se trabalhar. E Naquele dia. la maggior parte delle persone che vivono in quell'archipelago hanno da mangiare solo se lavorano in quel giorno. Então a família acorda de manhã, sai, o pai vai tentar arrumar um trabalho, a mãe vai para a roça, não sei se você vai entender isso, o sítio onde ela vai tentar pegar alguma fruta, alguma coisa. Ok.
Ok, allora il padre di famiglia si alza la mattina e va a lavorare, va a cercare lavoro e la donna va nei campi. Sim, ele vai procurar algo que alguém pague a ele para fazer. Ele não tem um emprego. Lui non ha un lavoro, quindi lui va in cerca di un lavoro che qualcuno gli paghi. E ele vai voltar se ele tiver conseguido alguma coisa, e a mulher vai voltar da roça com alguma coisinha que ela conseguiu ali. E lui ritorna se riesce a trovare qualcosa e anche la donna ritorna quando trova qualcosa nei campi. Então, se ele conseguiu trabalho, ele conseguiu comprar um peixe. E quindi se lui è riuscito a un lavoro, riesce a comprare un pesce. E ela trouxe uma mandioca ou trouxe amendoim. E lei porta la manioca Ou o amendoim. o gli arachidi. E aí eles vão pegar isso e vão cozinhar do lado de fora da casa. E loro prendono questo e lo cuociono al di fuori della casa. São mais ou menos 3 pedras colocadas com carvão no meio, e naquilo ali, em cima daquilo ali, tem uma panela. E quindi loro mettono delle pietre per terra con il carbone e sopra di quello c'è la pentola. Não tem fogão. Non c'è il fornello. E eles acendem aquele carvão e aquilo faz uma fumaça negra que sobe. E quando loro accendono quel fuoco fa un fumo che sale. E quando eu estive ali, eu vi, naquela comunidade nós temos uma igreja, centenas de rolos de fumaça subindo. E quando io sono stato lì ho visto questo fumo che saliva. Mas naquela foto tinha 3 colunas só de fumaça num lugar onde vivem mais de 1000 pessoas. Ma in quella foto, in allegato nella mail, c'era Mais de 1000 pessoas. Só tinha 3 c'erano fumaças 3 subindo. colonne di fumo che salivano per più di 1000 persone. Eu nem precisei ler o e-mail direito para entender que a fome tinha chegado em São Tomé. Io non avevo bisogno neanche di leggere la mail tutta per capire che lì era arrivata la fame. Só que eu não tinha mais dinheiro. Ma io non avevo più soldi. Não estou falando que a junta não tinha mais dinheiro. A junta não tinha, mas eu também não tinha. Non sto dicendo che la giunta non aveva più soldi, ma neanch'io li avevo. Eu já tinha aberto mão do meu salário, de uma série de coisas. Io avevo già aperto mano del mio salario, di tante cose. E eu pensei, eu não posso ajudar. E io pensavo, non riesco ad aiutarli. Mas eu lembrei desse texto. Ma io mi sono ricordato di questo testo. E eu pensei, o que são os pães e os peixinhos que eu tenho? E io ho pensato, quali sono i pesci e i pani che ho? E eu lembrei do meu aniversário. E mi sono ricordato del mio compleanno. E eu pensei, eu vou pedir presente. E io ho pensato, voglio ricevere un regalo. E eu criei um site E ho creato un sito. na internet chamado Presente Missionário. Ho creato un sito su internet chiamato Regalo Missionario. E eu disse, eu nunca pedi um presente, mas eu quero pedir a você que me ajude a alimentar 60 famílias por 60 dias em São Tomé e Príncipe. E io non ho mai chiesto regali, ma ti chiedo di aiutare 60 famiglie per 60 giorni nella missione. E eu mandei para todo mundo que eu tinha contato. E l'ho inviato a tutti in cui avevo contatto. Nós conseguimos para 180 dias para 60 famílias. Noi siamo riusciti per 180 giorni per 60 famiglie. Porque eu vi a necessidade, acreditei na colaboração e as pessoas responderam. Perché ho visto la necessità, ho creduto nella collaborazione e le persone sono venute. Lembra que eu falei que sobra? Eu tinha pensado em 60, nós conseguimos 180. Ricordati che ho detto prima che sempre ci sono di più. Avevamo bisogno di 60, ci sono Eu quero te dizer que 180. isso não é da época de Jesus, isso continua acontecendo hoje. E questo non succedeva solo all'epoca di Gesù, ma continua a succedere oggi. Você tem uma companhia fantástica que é a Trindade, você tem uma companhia fantástica que é a igreja, você tem uma companhia fantástica que é a igreja em todo o mundo. Tu hai una persona fantastica al tuo fianco, che è la Trinità. Tu hai la Chiesa al tuo fianco, tu hai le chiese di tutto il mondo al tuo fianco. E você pode fazer maravilhas em nome de Jesus. E tu puoi fare meraviglie nel nome di Gesù.
E eu quero convidar você a tomar uma decisão hoje, no sentido de dizer: Deus, eu quero fazer maravilhas no teu nome. E voglio invitarvi stasera a prendere una decisione nel senso di dire: Gesù, voglio fare meraviglie nel tuo nome. Eu quero convidar você a dizer: Deus, eu acredito que eu posso ser útil. Io voglio invitarvi a dire a Gesù che io credo che posso essere utile nel regno, Porque eu confio em Ti. perché io mi confido in te. E eu confio que o Senhor vai mandar pessoas para me ajudar. E perché io confido che tu manderai persone ad aiutarmi. E que será uma oportunidade para testemunhar do Teu poder. E questo sarà un'opportunità per testimoniare del tuo potere. Eu não vou fazer um apelo, Io non farò un appello, mas eu quero que você pense sobre isso. ma io voglio che tu pensi su questo. E vamos orar. Preghiamo. Pai bendito, nós agradecemos a Ti a oportunidade que temos de prestar culto a Ti. Grazie Signore, noi ti ringraziamo per l'opportunità che abbiamo di prestare culto a te. Eu agradeço a Ti a existência dessa igreja, Io ti ringrazio per l'esistenza di questa chiesa, a renovação que essa igreja demonstra nesse momento com esses jovens. per la rinnovazione che questa chiesa ripresenta in questo momento con questi giovani. Eu louvo a Ti pelo trabalho do pastor Caio Botega, E io ti lodo, Signore, per il lavoro di Pastor Caio fino adesso, da irmã Astrid e dos demais líderes desta igreja. della sorella Astrid e dei leader di questa chiesa. Agradeço a vida de cada pessoa que tem colaborado nesta igreja. Ringrazio alla vita delle persone che hanno collaborato in questa chiesa. Mas especialmente, Pai, eu agradeço a vida de cada desses jovens e adolescentes. E specialmente ti ringrazio per la vita di questi giovani e adolescenti. Mas eu peço ao Senhor que o Senhor ministre a vida de cada deles nesse momento mais de Ti. Ma io ti chiedo che tu possa ministrare nella loro vita, Signore, più di te. Que o Senhor mostre a eles que o Senhor está com eles. Che il Signore fargli vedere, Signore, che tu sei con loro. Que Jesus Cristo está com eles. Che Gesù Cristo è con loro. Que o Espírito Santo trabalha neles. Che lo Spirito Santo lavora in loro. Que eles se sintam acompanhados por Ti, por Jesus e pelo Espírito. E che loro possano sentirsi accompagnati da te per Gesù Cristo. Dá a eles, Pai, coração de carne, não de pedra. Dá coração misericordioso. O Padre, che loro non vengano ad avere un cuore di carne o di pietra, Signore, ma che possano avere un cuore misericordioso. Dá a eles, Pai, a visão da necessidade Che tu possa dargli, Signore, la visione della necessità e a confiança de que o Senhor vai responder aos esforços deles. e la fiducia che tu risponderai alle sue necessità. Que eles sonhem alto, porque sonhem sonhos teus. Che loro possano sognare alto, Signore, perché sognano i tuoi sogni. Abençoa-os com todos os dons que o Senhor tem. Benedici loro, Signore, con tutti i doni che tu hai E produz, Pai, alegria de ver os resultados. e che tu possa produrre in loro, Signore, l'allegria di vedere i risultati. Em nome de Jesus é que oramos. Nel nome di Gesù che preghiamo. Amém. Amen. Grazie mille. Grazie. Chiamo il gruppo di lode. Alziamoci in piedi per lodare Nostro Signore. La stella del mattino, arde del Signore.
forte, la tua chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare, un sol popolo a proclamare, cantando più forte, Re, tu sei Re, tu sei Re, la stella del mattino, al Re dei Re, Signore, la lode va a Lui, colui che morì, ma sulla morte trionfò, la lode va a Lui. Gesù, tu sei Re, regna nei nostri cuori, tu hai regno ed il potere per sempre a te. La tua chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare, un sol popolo a proclamare, cantando più forte, la tua chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare, un sol popolo a proclamare, cantando più forte, tu sei Re, tu sei Re. Potete sedervi. Facciamo il nostro momento di preghiera. Ogni sabato cerchiamo di pregare per un paese diverso, anzi ogni mese per un paese diverso. E questo mese stiamo pregando per il Sudano, si dice in italiano? Sì, Sudano. E prendete i vostri amici, quelli che sono vicini a te, 2 o 3 persone, 4 al massimo. Preghiamo per quei fratelli che soffrono persecuzione, che hanno una situazione tutta diversa da quella che abbiamo qui in Italia o quella che abbiamo in Brasile. I nostri fratelli che rischiano ogni giorno per mantenersi fedeli al nostro Dio. Quindi, certo, Nós temos missionários no Sudão. abbiamo dei missionari in Sudano. Ele esteve no Brasil há pouco tempo contando a sua história. Questo missionario è stato in Brasile poco tempo fa raccontando la sua storia. A sua igreja foi bombardeada agora durante a guerra. La sua chiesa è stata bombardata durante la guerra, O templo ficou destruído, il tempio è stato distrutto, mas a igreja está crescendo. ma la chiesa continua a crescere. Nós já temos recursos para reconstruir o templo Abbiamo già delle risorse per ricostruire il tempio e vamos ter que fazer maior, e lo faremo ancora più grande. porque Deus está usando esse momento de guerra para fazer a sua igreja crescer. Perché Dio sta usando questo tempo di guerra per fare la chiesa crescere. Ora por ele, o nome dele é Filemon. Preghiamo per questo missionario, il suo nome è Filemone. Obrigado. Grazie pastore. Radunatevi 2, 3, 4 persone al massimo. Preghiamo per quei fratelli, in specifico per questo missionario Filemone e per questa chiesa che è stata bombardata e che per l'opera di Dio che è stata fatta nonostante e continua a essere fatta nonostante le difficoltà. Preghiamo. Abbiamo questo momento, 2 o 3 minuti e poi ritomiamo il nostro culto.
Signore, vorrei chiederti, Padre, in speciale per i nostri fratelli in Sudano, per il missionario Filemone, per la sua chiesa, Signore. Consola, conforta il loro cuore, porta pace sul tuo popolo. Che i nostri fratelli sappiano che non sono da soli, Signore. Tu sei con loro, ma anche noi in preghiera. Aiutali a attraversare questo momento difficile, questo momento di persecuzione, ma soprattutto che loro possano crescere nella fede, avvicinarsi a te e propagare la tua parola, Signore. Che quel popolo venga a conoscerti, Signore. È questo che ti chiedo in nome di Gesù. Amen. Avvisi, Gabi, puoi scendere un attimo? Stasera non faremo i piccoli gruppi, ci sarà il Ministero dei Bambini, stanno organizzando qualcosina da mangiare, il bar sarà aperto, quindi aiutate il Ministero dei Bambini, così come abbiamo fatto anche per il nostro campeggio. Diamo una mano al loro campeggio, compriamo roba da mangiare, rimaniamo qui un po' in comunione, porteremo anche alcuni giochi da tavolo per stare qui se volete, ma non scappate, restate un po' di più e soprattutto aiutate il Ministero dei Bambini, così come anche voi quando da piccoli siete stati aiutati dalla Chiesa sicuramente, diamo anche noi una mano a loro. Domani ci sarà il pastore João Marcos a predicare qui a Treviso, sì? Quindi di nuovo avremo la predica del pastore João Marcos. Inoltre per noi che siamo stati al campeggio saremo lì, anche alcune persone daranno alcune testimonianze, venite, portate le vostre magliette, faremo conoscere un po' alla Chiesa quello che abbiamo vissuto nel weekend scorso. Altri avvisi? C'è il baby shower il 13, giusto? Qui a Treviso. Venite, portate dei pannolini alle mamme, se volete portare dei regali e tutto quanto a vostra scelta, ma cerchiamo anche di partecipare di questo momento alle mamme delle nostre chiese. Altri avvisi oltre questo? Cosa? Congresso degli uomini, che giorno? 22 ottobre, quindi siamo 23, 24, 25 ottobre, quindi organizzatevi uomini per partecipare. Poi sul tavolo lì ci sono alcune cose che sono rimaste nel campeggio che avete dimenticato, quindi fate un passaggio lì, vedete se trovate qualcosina che appartiene a voi. Altro? No? Basta? Quindi preghiamo per concludere il nostro culto e poi subito dopo faremo un momento dei giovani che hanno, come si dice, compiuto anni questo mese, anche nel mese scorso, e faremo gli auguri, ok? Grazie Padre per questo privilegio di, come famiglia, come fratelli in Cristo Gesù, come Chiesa, offrirti culto, Signore. Grazie perché le tue benedizioni non hanno mai fine. Grazie per la tua parola che hai ministrato sul nostro cuore, Signore. Benedice il tuo popolo, benedice la tua Chiesa, in nome di tuo Figlio amato Gesù. Amen. Chi sono gli anniversarianti? Io, 36 anni. Gabi, giusto? Io, Gabi, viene Gabi? Lizzy?
Noi tre? E gli altri non sono venuti, probabilmente sono in viaggi o altro. Ragazzi, io non canterò, quindi o cantate voi o siamo tutti qui a... La più giovane, Sofia. Ah, anch'io. Grazie a tutti, buona serata e rimaniamo qui in comunione, aiutiamo i bambini e mangiate anche un pezzo di torta. Grazie ragazzi.